cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria, della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Allora prendo parola dal campo di battaglia, diciamola così, il campo di battaglia, perché veramente stanno piovendo palle di cannone qua davanti alla nostra postazione, quindi cercherò di fare un'introduzione come si deve. Una
Partita importante per la Rotoplas dopo 3 vittorie di fila. Adesso arriva uno dei principali avversari di questa stagione, la Volksbank Vicenza Volley. La Rotoplas ci arriva da 3 vittorie di fila, invece Vicenza da un momento un po' negativo. In entrambi i casi una vuole invertire la tendenza, l'altra riconfermarsi sul piano di classifica, molto importante. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dal Palasport Città di Vicenza, di Vicenza, per la partita numero 7 del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Volksbank Vicenza Volley e la Rotoplas Volano Volley. Dunque, allora, qui al Pala Goldoni è area di big match. Abbiamo in campo la Volksbank Vicenza Volley, una delle pretendenti principali alla Serie A3, e la Rotoplas, che al momento sembra aver ripreso una buona marcia al momento. C'è già qualcuno che qui vuole toccare ferro, ovviamente, però vabbè. E dicevo che la Rotoplas viene da un momento importante da quando è tornato in panchina Luca Parlatini. 3 vittorie di fila su 3 partite con l'allenatore Emiliano in panchina, e Vicenza invece che sta vivendo un attimo un momento di difficoltà. Allora saluto i miei compagni di viaggio, anzi la mia compagna di viaggio Silvia Briani, che adesso è qua a fare da portiere alle attrezzature della nostra diretta streaming. Allora, al momento possiamo dire che la Rotoplas giocherà senza Bacchine e probabilmente anche Petruzziello. Non sono stati ancora sciolti del tutto i dubbi di formazione sono stati ancora sciolti i dubbi sul starting six della nostra formazione. Tra pochi minuti lo scopriremo, perché sono adesso le 17:50, quindi mancano poco meno di 10 minuti al fischio di questa settima giornata. Vi dico gli arbitri dell'incontro. Il primo arbitro è il signor Luca Pierdomenico della sezione di Trieste Gorizia. Il secondo arbitro, scusate, è il signor Riccardo Falomo della sezione di Pordenone. Quindi due arbitri del Friuli Venezia Giulia che arbitreranno il big match della settima giornata. Per la Rotoplas sarebbe importante oggi uscire con una vittoria dal Pala Goldoni di Vicenza, perché dopo si arriverà un altro degli ostacoli insormontabili di questa stagione, ovvero la Banca Ania Aduna, scusate, che verrà all'Arena Biancorossa sabato prossimo alle 8:30, quindi che lo sappiate già. Quindi se riuscissimo a tornare a Volano con 12 o 11 punti sarebbe il top prima di affrontare un altro super big match. Ricordo che la Rotoplas al momento ha firmato 9 punti sui 18 disponibili, 3 vittorie e 3 sconfitte per la formazione di Luca Parlatini. Al momento il vero big match sulla carta affrontato dalle ragazze di Luca Parlatini è stato quello con Giorgione e con Torbole Casaglia, che al momento ci sono davanti in classifica. Però la Rotoplas dopo l'iniziale serie di KO adesso ha fatto una buona serie di vittorie e si ritrova con 9 punti in classifica. Mentre Vicenza, se non erro, dovrebbe essere a 6 punti o 7 punti, adesso non mi ricordo di preciso. Comunque risultati un attimino più altalenanti per la formazione di Mariella Cavallaro, che ha voglia di sicuro di tirare fuori una buona prestazione davanti al proprio pubblico. Quindi noi dobbiamo solo cercare di fare delle buone prestazioni come abbiamo fatto nelle ultime 3 giornate e poi vediamo come andrà. Adesso
che a parte che stavo per andare giù come un Simone Zoni qualsiasi. Inizia la sequenza dei servizi, quindi manca meno di 2 minuti. L'inizio di questa. Occhio alla rottura. Cosa con le trombe che ci sentiamo. Vedere anche e allora ci siamo, sta per cominciare l'incontro odierno, settima giornata. Allora arrivano gli SDT o quei Guns N' Roses qua. Ci siamo! 22 novembre 2025, benvenuti al Paragone di Vicenza. Settima giornata del campionato, categoria serie di femminile giovanili, Osma per 100 volte, contro Rodas, Volano, Trento. Arbitri dell'incontro, il signor Luca Pierdomenico di San Carzano di Sotto e il signor Riccardo Falò di Pordenone. Manca sempre meno all'inizio di questa giornata. Sotto rete delle nostre ragazze con quelle di Vicenza. E comincia tra poco meno di 3 minuti la partita.
che il dubbio di formazione è sciolto. Abbiamo Lidien nel ruolo di opposto e quindi confermata la coppia di centrali Tetic e Akbortabi. Adesso Vicenza chiamato. Allora ci siamo, sono le 18 e un minuto proprio adesso. Siamo pronti allora per cominciare questa settima giornata. Primo servizio affidato a Natascia Spinello per il Vicenza Volley. Vediamo come va questa partita. Intanto sono contento di essere tornato al commento, quindi dopo 2 partite di stop forzato. Vediamo adesso. Inizia la partita, buon divertimento. Al servizio su Piero Bon, alza Zara, attacca Ferrari, difeso da numero 1 Sanziana. Ancora però attacco per la Rotoblas con Ferrari, però viene difeso da Vicenza. Provato l'attacco Sanziana ma respinto dalla difesa biancorosa. Monica Costalunga, difeso Spinello, alza Morra, però Di Gonzelli concede una free ball. Akbortabi, Zara, attacca Camilla Ferrari, difeso Tonello. Attacca Sanziana, viene murata però ancora giocabile per Wolfsbach e arriva al centro. Lidia Di Gonzelli, primo punto per il Vicenza Volley, siamo 1-0. Siamo 1-0 quindi per Vicenza, che conduce adesso il primo set di questa settima giornata. Servizio di Spinello ancora su Piero Bon. Zara al centro, Monica Costalunga curata, Costalunga ancora, Ferrari, tocco che non fa. Secondo punto quindi per la Wolfsbach. Vicenza Volley 2-0 Vicenza. Ancora la capitana Spinello al servizio. Battuto ancora su Elena Piero Bon. Zara, Monica Costalunga, difeso Morra con l'ausilio anche del muro. Sanziana e se la sono chiamata. È giocabile per Di Gonzelli, ha difeso Marcart. Zara, Ferrari, attacco e out. Terzo punto per Vicenza. 2 attacchi out di Ferrari più il punto di Di Gonzelli al momento in questo primo set. Zara, Ferrari attacca, Morra, Spinello, Sanziano, murata col piede, giocabile per la Rotoblas ancora. Zara, Akbortabi ha difeso la formazione vicentina. Di Gonzelli, pallonetto ed è 4-0. Inizio difficile per la Rotoblas. Time out sponsor.
Di nuovo in diretta dal Pala Goldoni di Vicenza. Siamo un 4-0 nel corso del primo set a favore di Vicenza, che ha avuto un inizio molto forte. Polano, vediamo se con questo time out riesce a darsi spessare un po' questo break di Vicenza. Monica Murata 5-0. Ancora Spinello, servizio battuto, riceve di Robon Zara e scusate, aveva alzato Costalunga in realtà. Morra, attacco provato da Sanziana, prova Ferrari, attacco in rete, siamo a 0. C'è un cambio, esce Camilla Ferrari per Maya Gosner. Ancora Spinello al servizio, siamo 6-0 per Vicenza nel corso del primo set. Ace di Spinello, 7-0. Inizio drammatico delle nostre ragazze. Vediamo se riusciamo a rimediare nelle prossime battute. Però al momento è un inizio difficilissimo. Morra e Di Gonzelli in free ball. Piero Bon. Zara ancora Bortavi, ancora difeso da Tonello. Attacca Di Gonzelli. 8-0. 8-0. Mamma mia. 8-0 per la Volkswagen Vicenza Volley, che ancora Spinello al servizio. Bon, Zara, attacca Maya Gosner, ancora giocabile, però ha difeso ancora Vicenza, Portavi out. Siamo 9-0 adesso. Mamma mia. Pronta Giacomelli ad entrare tra poco. Spinello, servizio battuto. Zara attacca Alidia Marcarda, ma c'è Morra ancora a difendere. Sanziana, e arriva il primo punto con Maya Gosner. Interrompe qua la serie negativa della Rotoblast. Primo punto anche dalla partita, firmato da Maya Gosner. Primo punto anche per il Rotoblast. In battuta Matilde Zara. Pronta Matilde Zara al servizio. Battuto. Ricevuto Tonello. Attacca Motroc. Gosner. Monica Costalunga, difeso ancora Tonello. Attacca Di Gonzelli per autoricini. 10-1. Siamo 10-1. Tutto il servizio da Motroc. Lilien, infrazione di quarto tocco. 11-1. Time out sponsor.
diretta dal Palagoldoni di Vicenza. Siamo 11-1 a favore di Vicenza, che ha iniziato veramente con il piglio della grandissima squadra, nulla da dire, nonostante il momento complicato della formazione di Mariella Cavallaro. Comunque Volano conduce adesso, scusate, Volano si prende adesso il secondo punto con l'errore al servizio. Maja Gosner al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto, ha ricevuto Motrok. Palla. Ci ha provato Tonello, ancora giocabile per Vicenza che ci prova. 12-2. Quindi 12-2 per la formazione di Mariella Cavallaro. Battuto. Ricevuto ancora Elena Pirobon. Zara. Nica Costalunga, difeso Tonello. Di Gonzelli. Nonostante il posizionamento lì di Gonzelli, chiude il 13° punto per Vicenza. Siamo 13-2. Ancora Pegoraro. Difeso, già difeso, ha ricevuto in parte la Rotoblas, però giocabile. Muro vincente di Agbortavi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 13-3. Emanuela Agbortavi al servizio. Poco fa l'autrice del muro. Battuto. Morra. Spinello. Free ball di Tonello. Zara. Monica Costalunga. Quarto punto Rotoblas. Siamo 4-13 adesso. Emanuela Agbortavi al servizio. Ancora lei. Battuto. Ace! Quinto punto per la Rotoblas. Siamo ancora con Agbortavi. Ha ricevuto Motrok. Tentativo d'attacco, forse andava out. Ancora giocabile. Provato Tonello. Beva Tonello. 14-5. Lidia Di Gonzelli. Arriva Leris. Pronta a rientrare Camilla Ferrari per Maja Gosner. Ancora Lidia Di Gonzelli al servizio. Ricevuto Pirobon. Zara. Monica Costalunga. Sesto punto Rotoblas. Siamo 6-15. Alidien Marcart al servizio. Battuto. Ricevuto Morra. Tentativo d'attacco della Rotoblas. Ancora giocabile però. Zara. Tomasetic. Toccato. Ecco.
Oddio, ho detto, mi sembrava un po' strano. Arianna Tomasetic 7-15. Lilian Marcart ancora lei al servizio. Tutto a 7. Entra Lara Ronz per Lilian Marcart. Lunga, vedo Mortrock. 17° punto per Vicenza, 7-17 adesso a favore della formazione vicentina. Arianna Tomasetic. Ottavo punto per la Rotoblast Volano Volley. 8-17 adesso. Servizio battuta da Monica Costalunga. Tomasetic. Matilde Zara. Attacco da schiacciatrice vera. Ma è una palleggiatrice lei. 17-9 adesso. Servizio di Monica Costalunga. Ronz. Zara. Ferrari. Morra. Attacca di Gonzelli. Lunga Ferrari a pallonetto difeso Sveva Tonello. Attacca Modro con Murata. Muro vincente. Siamo 10-17. Siamo 10-17. Stai calma. Stai calma per favore. Calma. Monica Costalunga ancora nel servizio. Motroc. Spinello. Out di 18-10. Servizio Bacchilega. Costalunga. Zara. Punto di Monica Costalunga. 11-10 e 11-18 scusate per Vicenza. Arianna Tomasetic. Servizio. Attacca Motro. C'è l'invasione. No, palla out. Da dietro l'asta è passata. Quindi 12-18 per sempre per Vicenza. 12-18. Pronta ancora Tomasetic. Tutto. Ha ricevuto ancora Tonello. Attacco con mani out che non c'è di Pegoraro. Quindi 13-18. Time out sponsor.
Di nuovo in diretta dal Pala Goldoni di Vicenza, siamo 13-18 a favore di Vicenza nel corso di questo primo set. Alla ora Arianna Tomasetic al servizio. Battuto. Spinello. Attacca Motrok. Mani out che non c'è neanche stavolta. Siamo 14-18. 14-18. Ancora Arianna Tomasetti che cambio di posizione questa volta. Servizio in rete. 19° punto per Vicenza. Capitana Natascia Spinello al servizio. Fa tutto su palla lunga, attacca Martina Pelaro. 20-14. Ancora Natascia Spinello. Servizio battuto. Ancora Piero Bon. Zara. Ferrari. Murata. Siamo 21-14 per Vicenza. Spinello. Stavolta pallonetto. Ancora su Piero Bon. Ancora Ferrari. Vincente il punto di Camilla Ferrari. 15-21. C'è un cambio, rientra Livien Marcart per Lara Ronz. Pronta Zara. Battuto. Morra. Spinello a pallonetto giocabile. Ancora per Vicenza. Moltrock. Difeso Marcart. Piero Bon. Ferrari attacca. Difeso Morra. Free ball. Zara. Mortabile. Rimasta sulla rete. Va ancora giocabile per Vicenza. Ferrari. La Ferrari. Ancora free ball. Portabi. Zara. Non è Murata. Murata però giocabile per Vicenza adesso. Attacco al centro. Attacco è out. Attacco è out. 16-21. 16-21. C'è ancora il Vicenza sul retro. In battuta Martin Zara. Zara out. 22-16. Tandiana Johanna Motrok al servizio. Ferrari. Zara. Agbortavi out. 23-16 per Vicenza che ha 2 punti dal primo set. Pronto a entrare Giacomelli per Agbortavi. Al servizio Motrok. Ancora lei. Tutto. Tiro Bon. Zara. Alizien Marcarta. Difeso Morra. Mani out Vincente Vini. Eva Tonello. Dead ball per Vicenza.
Vivien Murata 25-16. Chiude qua il primo set. Pausa sponsor e torniamo per l'inizio del secondo. Chiude così il primo set per il Vicenza. E allora piccola pausa. E ora siamo pronti per rientrare in campo. Secondo set, 0-0. Si comincia! Nuovo in diretta dal Paragoldoni di Vicenza, siamo 1-0 a favore della Volkswagen Vicenza Volley che conduce la partita per 1-0. Adesso il secondo set. L'inizio di primo set veramente disastroso da parte nostra, poi diciamo che lodiamo il fatto di aver recuperato buona parte dei punti persi nel corso nella parte centrale, però il distacco è rimasto quasi pressoché uguale, quindi se riuscissimo a fare come abbiamo fatto nella metà del primo set forse riusciremo a giocare, potremo giocarcela un po' di più per tutto il set. Akbor Tabi, primo punto del set, 1-0. Emanuela Akbor Tabi. Ferrari. Attenzione. Attacco vincente di pari.
Ancora al servizio adesso l'autrice del punto Motroc. Battuto. Zara. Costa lunga, Monica 2-1 e Volano. 2-1 adesso. Rotoblas Volano volley. Servizio in rete, 2 pari. Servizio Lidia Di Gonzelli, Martina Pecoraro, scusate. Battuto. Tirobon, Zara. Mica Costalunga, difeso Pinello. Attacca Di Gonzelli. Masetic nell'altra metà campo. Ancora Di Gonzelli, Murata! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 3-2 Rotoblas, Alisien Marcard al servizio, battuto, difeso Morra, ha ricevuto Morra, scusate, pallonetto tentato da Tonello, Piero Bon dall'altra parte, con un... e gioca 3 pari. A 2 e 3 pari, scusate. Al servizio Lidia Di Gonzelli. Battuto. Mamma, che bomba di Di Gonzelli. Effetto Lolli e Benji, diciamola così. Murat. Invasione di Zara, 4-3 per Vicenza. Di Gonzelli. Ancora al servizio Piero Bon. Zara. Monica Costalunga, provato l'attacco ma c'è stata la difesa di Vicenza. Colpo vincente di Beatrice Bacchilega. 5-3 Vicenza adesso. Ancora Di Gonzelli al servizio. Battuto. Costalunga, Zara. Attacca Costalunga. Difende Mora. In metacampo però Trentino adesso Zara. Thomas Etige. Ancora Vicenza che prova ad attaccare con Bacchilega. Bacchilega. A questo punto arriva il time out. Sponsor. In diretta dal Palagoldoni di Vicenza, siamo 6-3 a favore di Vicenza nel corso del secondo set. Le ragazze di Mariella Cavallaro, dopo un iniziale tam di punti, ha fatto un break di 4-0 che gli ha permesso di portarsi sul 6-3. Lidia Di Gonzelli al servizio per Vicenza. Battuto. Zara. Tomasetic. Arianna Tomasetic 6-4 4-6. In battuta Monica Costalunga. Costalunga. Spinello.
Tentativo a pallonetto vincente di Beva Tonello. 7-4. 7-4 per Vicenza. E va proprio l'autrice del punto Tonello al servizio. Girobon, Zara, Tomassetti, Murata, ma è un money out che vale il quinto punto per la Rotoblas. Va proprio Tomassetti al servizio. Battuto. Morra. Giocabile per la Rotoblas. Zara. Morra. Ripreso Costalunga. Arriva il muro vincente della Rotoblas. Muro vincente della Rotoblas, Volano, ancora grande difesa, Lucia Morra. 7-6. Vicenza Volley. Al servizio Arianna Tomasetti. Arianna Tomasetti ancora lei al servizio, battuto. Mani out vincente di Bacchilega. Va proprio l'autrice del punto Bacchilega al servizio per Vicenza. 8-6 il punteggio. Arriva l'ace Bacchilega. Con il numero 3, Bacchilega. Beatrice Bacchilega al servizio. Pierobon, Zara, Milla Ferrari, difeso da Bacchilega. Provato l'attacco. Muro vincente della Rotoblas. Siamo 9-7 adesso. Adesso al servizio Matilde Zara. Zara. Oddio anche del net. Difeso Zara. Marcart. Ferrari. Ferrari. Sta lunga, due mani. Dovuto difendere Di Gonzelli. Tentativo a pallonetto Zara, Piero Bon. Ferrari. Andava out. Ancora giocabile. Quasi muro vincente. Monica Costalunga, Zara. Ferrari. Subito l'altra parte. Spinello. Battuto. Tascia Spinello, ace 11-7. Tutto Spinello. Robon. Ferrari. Lidia e Marcart. Ottavo punto per Volano. Poi partono queste canzoni e penso sempre ai video check. Servizio di Ferrari. Punto vincente.
Andiana, Motroc al servizio. Monica Costalunga riceve Zara. Costalunga attacca ma viene murata. Ferrari ha difeso. Marcart provato. Morra di Gonzelli. Ancora giocabile per Vicenza. Ancora di Gonzelli a provare l'attacco. Ma ancora una volta murata. Ancora giocabile. Cambiamo lato questa volta. Ha provato Tonello. Monica Costalunga 9-12. Monica Costalunga, ancora grande difesa, post banca Vicenza Volley. 9-12, ancora avanti Vicenza, in battuta Emanuela Accordabi. Servizio out di Akbortabi 13-9. Martina Pegoraro al servizio per Vicenza. Battuto Piero Bon. Zara. Murata Costalunga 14-9 Vicenza. C'è il time out sponsor. Nuovo in diretta dal Pala Goldoni di Vicenza. Siamo 14-9 a favore di Vicenza nel corso di questo secondo set. Conduce Vicenza Volley in battuta Martina Pegoraro al servizio. Battuto. Zara. Ferrari attacca ancora una volta, difesa Marcart. Alla fine il punto di Camilla Ferrari. Siamo 14-10. Lidia Marcart al servizio per la formazione vicentina. Servizio battuto. Buon servizio di Alisien. Morra in free ball. Piero Bon. Zara. Inizia Costalunga. Difeso Motroc. Inizia l'attacco ma c'è Ferrari a difendere. Attacco al centro Ferrari a pallonetto. Piero Bon. Da Ferrari. Costalunga out. Lidia Di Gonzelli al servizio. Piero Bon. Zara. Tentativo di Costalunga ma difeso da Vicenza che attacca. C'è stata Piera a difendere. Monica Costalunga stavolta il money out c'è. 15-11. Una lotta tra liberi. Lucia Morra, Elena Piero Bon. 11-15. Conduce ancora Postbank Vicenza Volley. In battuta Monica Costalunga. Mi ha ritirato perché mi piace il modo che parla, però non era per Monica. Attacco vincente Beatrice Bacchilega. È volato giù un microfono se vi state domandando cosa è successo. Ecco.
scuola Zoni insegna come si fa a cadere. Zara, Ferrari, giocabile. Free ball. Irobon, Zara, Tomasetic. Mani out di Lidia Sigonzelli. Stato vincente Beva Tonello. Postback Vincenza Volle, difesa contrattacco, conclusione vincente, Sveva Tonello. - 18-11. Free ball. Costa lunga. Zara. Tentativo di Ferrari. Zara. Piero Bon dall'altra parte. Ancora una possibilità con Bacchilega. Durata la formazione vicentina. Ancora una possibilità. Bacchilega. Invasione di 19-11. Servizio out. 12-19. Arianna Tomasetic al servizio. Al servizio Arianna Tomasetic. Battuto. Out. Servizio di Arianna Tomasetic. 20-12. Servizio Bacchilega. 20-12. Irobon, Zara. Murata. Ferrari. Pecoraro. Ancora Bacchilega al servizio. Ferrari. Tira Pecoraro. 23 22 23. a 12. Bacchilega. Zara. Costa lunga. Zara. Costa lunga prova l'attacco. Uscita proprio da Bacchilega. Bene, problema tecnico. Un po' di pazienza. 13-22. Matilde Zara al servizio. Allora provo a fare un po' di radiocronaca intanto. Cerco di favorire un po' il muro vincente di
Mark Hart. Duro, Autoglass, Volano. 14, 22. Stiamo cercando un attimo di risistemare un attimo la telecamera. Servizio out di Zara. 23 a 14. Numero 24, il capitano del Vicenza, Natasha Spinello. Natasha Spinello. Ancora un set ball per Vicenza con Spinello. Costa lunga. Spinello di Gonzelli a pallonetto. Piero Bon. Agbortabi. Vincente. Chiude qua il quarto, secondo set, 25-14. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Vicepresidente del FIBA Veneto, Mimo Piano. Primo set, Vicenza 25-16, secondo set, Vicenza 25-14, ed ora
Si comincia! Di nuovo in diretta dal Palagoldoni di Vicenza, siamo 2-0 dopo 2 set di gioco a favore della World Bank Vicenza Volley. 25-16 il primo set, 25-14 il secondo. Inizia il terzo ancora con Natascia Spinello al servizio. Ferrari riceve Zara. Ferrari, pallonetto. Il primo punto di Vicenza. Primo punto quindi per Vicenza, siamo 1-0. Natascia Spinello, la capitana, al servizio. Attacco muro vincente di... Secondo punto quindi per... Spinello. Spinello 3-0 Vicenza. Zara, Ferrari, pallonetto, free ball, Pierabon, Spinello, Modroc, Morra, Di Gonzelli, questa lunga, Ferrari Murata, una doppia, 1-0 Vicenza. Vicenza, ancora di Vicenza, 5-0. Live motivi del primo set, contati con Giacomelli a entrare per Arianna Tomasetic. Il numero 17, Arianna Tomasetic. Ed entra il numero 1, Chiara Giacomelli. Spinello ancora al servizio. Zara, centro, Monica, Murata. 3-0, time out sponsor. Nuovo in diretta dal Palagoldoni di Vicenza, siamo 6-0 a favore di Vicenza. Battuto Zara, Costa Lunga, punto, primo punto della Rotoplas nel terzo set, siamo 1-6. Costa Lunga, primo punto del terzo set anche per il Rotoplas Polano. Al servizio Chiara Giacomelli.
Chiara Giacomelli al servizio per Volano. Morra. Matilde Zara. 2 attacchi, 2 punti. Secondo punto per la formazione di Luca Palladini. Giacomelli. Ancora Giacomelli al servizio. Ace! Ace dichiara Giacomelli, siamo 3-6. Battuto. Stavolta è out. E allora il servizio punto Vincenza Volle. 7-3. Andiana Motroc al servizio. Battuto. Zara Akbortavi, attacco vincente di Emanuela Akbortavi, 4-7. Quarto punto, Rotoclass Volano. Avanti ancora, Vincenza Volle. Al servizio Matilde Zara. Linea di Gonzelli. 8-4. Martina Pegoraro al servizio. Muratta di Gonzelli, ancora giocabile però per Vicenza. Montonello. Zara, Marcar, Spinello di Gonzelli in pallonetto, ha difeso Ferrari. Attacca Marcard, Murata da con 9-4. Servizio in rete di Pegoraro, 5-9, scusate, 5-9. La Ferrari. Spinello. Giocabile per la Rotoplas adesso. Dominica Costa, lungo attacco in rete, 10-5. Attacco vicino. Antonello. Time out sponsor.
Dove in diretta dal Palagoldoni di Vicenza. Siamo 11-5 a favore. Si alza anche un po' di coro adesso, non solo i tamburi. Gonzelli al servizio. 12-5. Di Gonzelli in rete 6-12. 6-12 ancora avanti, Bosman che Vicenza volle al servizio Emanuela a Portali. Servizio in rete anche della Rotoplas, siamo 7-13. Costa lunga, Zara giocabile per Vicenza. Motro volontari di Mariella Cavallaro. Servizio da Tonello. Zara, sta lunga. Morra. Punto di vincente Rotoplas Volano. Straordinario tentativo di recupero del libro del Vicenza. Lucia Morra. No, è stato strano perché le ragazze tutte lì a rincuorare che Tegland, ma non si alzava. Sapevo che si fosse fatta male. Quindi il punto è di Marcart, servizio proprio della Giovanni Trentina che spegne in rete. Qui 17. Ferrari provato l'attacco ma c'è stato Tonello a difendere. Attacca Di Gonzelli. Attacco è out di Di Gonzelli. Ottavo punto per la Rotoplas. 8-15 in battuta Monica Costa Luca. Servizio out. 16-8. Servizio di Spinello. Il ricettore ci ha messo tanto in difficoltà. Ha provato Giacomelli l'attacco. Attacca Di Gonzelli. Ferrari. Spinello. Morra. Gonzelli. Attacco ancora giocabile invece Ferrari. Spinello. 4. Del 7-8 Vicenza. C'è un cambio, entra Maya Gotner per Alidia Marcart.
pronto il servizio di Spinello. Ferrari. (18-8). Pronta Verena Marsiglia ad entrare per le ultime battute ed escerà Zara. Pallonetto, Zara, scusate, Marsilli, Spinello, Morra, finita a campo. Non forse un quarto tocco che non c'è. Gosner ha provato ad attaccare Morra, Spinello, Di Gonzelli. 9-8. Ancora di Spinello su Ferrari, Marsilli. Ferrari attacca, c'è niente da fare oggi. No, troppo. 28. Allora esce Chiara Giacomelli ed entra Arianna Tomasetic ed esce Verena Marsilli e rientra Matilde Zara. Spinello al servizio, pallonetto su Ferrari, Zara. Tomasetic ci ha provato, Spinello. Attacco ancora giù, non riuscito però. Muro di Tomasetic. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Servizio Arianna Tomasetic. Siamo 20-9. Morra dall'altra parte, giocabile per la rota. Di nuovo per Vicenza, Di Gonzelli a pallonetto, ha salvato Monica Costalunga, però la palla non è giocabile per la rota, ma per Vicenza sì. Di nuovo Rotoblas. Ferrari, Murata, ancora Ferrari. Ancora una volta Murata. 3 volte Ferrari. Stavolta l'attacco pazza, ma c'è Morra a difendere. Di Gonzelli. Di Gonzelli. 1-9. Entra Rosella Corradin. Sì, Sandiana Moto. Siamo 21-9 adesso. 4 punti separano Vicenza dalla vittoria meritatissima oggi. E le nostre ragazze sono state veramente dominate dal primo all'ultimo punto. Triste da dire, è brutto da dire, ma è la pura verità. Spinello. Pallonetto però giocabile. Monica Costalunga ci prova. Murata, se ho visto bene, Zara. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Attenzione.
la difesa per almeno evitare l'attacco. Out l'attacco di Tonello. 11-21. Martina Pegoraro al servizio sul 22-11 per Vicenza. Out il servizio di Pegoraro. 12-22. 12° punto, Rotoglas, Polano. 12-22, Camilla Ferrari. Ferrari. Spinello. Dei Gonzelli, ha difeso Zara. Sta lunga. Di Gonzelli, mamma mia. a 12. Via di Gonzelli. Pronta Valeria Baucia a entrare. Ed esce Lidia Di Gonzelli. Ed entra con il numero 2, Valeria Bauce. Battuto. Portabi, punto vincente, 23-13. Emanuela Portabi. Portabi al servizio. Pronta a entrare Caterina Sartore. Ed esce Natascia Spinello, numero 11. Con il numero 7, Caterina Sartore. Giustamente Cavallaro adesso, l'allenatrice di Vicenza, fa le ultime rotazioni per permettere a tutte un po' di giocare, dato che è stato un dominio su tutta la linea dalla sua squadra. Attacco del Rete. Allora c'è il match point adesso per Vicenza di 4-13. Bosner, giocabile per Vicenza, che può chiudere i conti con Sartore. Caterina Sartore si chiude la partita. 3-0 per Vicenza, nulla da dire. Dominio totale delle ragazze di Mariella Cavallaro, che chiudono il momento negativo e spengono il momento positivo della Rotoblas, che dopo 3 vittorie di fila deve lasciare il passo alla compagine vicentina. Allora, prossima giornata sarà sabato prossimo 20:30 all'Arena Biancorossa contro la Banca Aniaduna, quindi un impegno sulla carta pressoché difficilissimo, se non impossibile per le nostre ragazze, però lieto di sbagliarmi e di essere smentito al volo. Grazie Silvia Briani, da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. L'appuntamento è per sabato prossimo. A tutti voi l'augurio di una buona serata.